razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Di compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Mettiamo in mezzo lo striscione della lista, perché la nostra proposta è quella. Bene che sia sempre in primo piano. Iniziativa popolare. Stavo dicendo, mettiamo lo striscione della LIP. Articolo 33 della Costituzione. L'arte e la scienza sono libere e libero ne all'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituzioni di educazione senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piene libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto l'esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università e accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.